Don Giuseppe Veneziano, oggi conferenza stampa per illustrare le iniziative che si svolgeranno durante la festa di San Calogero, una festa, ricordiamo, che quest'anno inizia la prima domenica di luglio e finirà la seconda, quindi dal 5 al 12, tante le iniziative che avete previsto, tra cui anche delle novità, una festa che comunque accomuna tanti agrigentini e anche molti forestieri che per l'occasione vorranno fare la loro devozione al santo recandosi ad Agrigento. Sì, qualche cosa un po' ecco, che abbiamo immesso in programma. No? E intanto l'attenzione a un servizio che si rende alla città da parte dei volontari di strada. Onlus, questa associazione laica, bene, che ha fatto tanto bene in questi anni, no? E che promuove questo servizio di attenzione, ecco, ne beneficio a tante famiglie, tante bisognose, quindi una prossimità, no? E noi vorremmo mettere in evidenza, non è un premio che daremo a questa associazione, ma è un attestato, un riconoscimento di quello che fanno, perché lo facciano sempre promuovendo, e che ci auguriamo che anche altri, ecco, entrino in questo circuito di servizio, no? Di questo spirito di servizio. E così anche la mega torta quest'anno, ecco, l'anno scorso l'abbiamo devoluto il minimo, insomma, che abbiamo al centro aiuto alla vita. Quest'anno invece sarà devoluto all'associazione Ricerca del Cancro, no? Ogni anno speriamo di poter attivare, no? E indicare una realtà, ecco, sempre nuova con la quale vorremmo collaborare, no? Ci sarà una sensibilizzazione da questo punto di vista anche nella seconda domenica qui davanti ecco, al Sacrato. Questa realtà, ecco, di attestato riconoscimento vediamo sì, concretizzato in una esperienza che faremo subito della stessa sera di mercoledì 10 allo spazio dei Menosse, ex chiesa San Pietro, dove sarà proiettato un documentario film su Papa Francesco, uomo di parola. Ecco, perché possiamo essere persone veramente di parola, con la P maiuscola e con la P minuscola, quindi persone mature, con scelte concrete, ebbene, a servizio con un'attenzione particolare, bene, all'uomo nel bisogno. Ecco, poi senza nulla, diciamo, sminuire le processioni, i due appuntamenti domenicali con l'uscita del santo, che sono, diciamo, il vero cuore pulsante della festa. Sì, l'uscita del santo sarà molto evidenziata quest'anno in modo particolare perché, ecco, all'uscita, che sarà puntualissima a mezzogiorno la prima domenica e alle 13 la seconda domenica, ecco, il santo sarà portato dove verrà sistemato il ferecolo qui in chiesa, sarà portato fuori, ecco, e daremo poi sfogo, bene, alla nostra realtà agrigentina, no? Che per tradizione, ecco, vuole abbracciare, ecco, baciare il santo, stringerlo, ecco, e dopo io lo consegnerò, bene, ai portatori. Quest'anno c'è un nuovo direttivo che ringrazio per la collaborazione che ci sta offrendo insieme alla confraternita. Non si è antagonisti, ma si è collaboratori o corresponsabili di un evento. Ecco, mi auguro che questa collaborazione possa essere sempre più promossa, portata avanti per il bene di tutti, no? Perché il sorriso fa bene a tutti. E allora benedirò, ecco, i portatori, bene, grazie ai quali ci sarà la precisione diurna, tanto un po' presentata dal caldo, però fatto con grande amore, con tante disponibilità e generosità. E benedetto la città di Agrigento, a cui affidano, ecco, il simulacro del santo, e si inizia questa processione. Ma quest'anno avrà una novità, e cioè dire, visto che è stata riaperta la cattedrale, ecco, stavolta, ecco, il santo sarà portato dinanzi alla cattedrale, per la grande scalinata, ecco, dinanzi proprio alla cattedrale. Non sarà aperta evidentemente, però quello è un segno, no? Ecco, che San Calogero, protettore di Agrigento, va, diciamo così, tra virgolette, a far visita al patrono di Agrigento che sta interrando.